Alberto, quanta soddisfazione a raggiungere questa finale, è stata una gara durissima, però alla fine 3-0 parla chiaro, Treviso ha meritato di vincere. Sì, intanto prima di tutto faccio complimenti anche alla squadra avversaria perché secondo me è una bella squadra che ha giocato bene sia all'andata che al ritorno. Noi sì, siamo stracontenti per questo risultato, è un risultato importante per noi, per la società. Giustamente abbiamo festeggiato, però la finale si deve ancora giocare, giochiamo contro una squadra forte e quindi sarà una bella partita anche quella e cercheremo di vincerla a tutti i costi. Senti, qui vicino c'è Mosè, Guercilena, ha fatto un po' penare, dai, ci ha messo un po' prima di metterla dentro. No, beh, ha fatto un gran gol perché ha scartati 3 e poi ha fatto un bel tiro. E niente, dai, ci è andata diciamo bene, abbiamo fatto la partita un po' come l'avevamo pensata noi, quindi magari il primo tempo potevamo fare qualcosa in più, però l'importante era tenere il primo tempo e poi vedere nel secondo tempo di cercare di fare qualcosina in più, ci siamo riusciti e quindi complimenti a tutta la squadra e un gran risultato ancora, dai. Senti, il Presidente ci teneva molto, quindi lo avete anche accontentato? Sì, no, sappiamo quanto sia importante per la società questo risultato, ce l'ha detto anche prima della partita, ce l'ha ricordato, ma io sinceramente non avevo dubbi perché in questi 2 giorni dopo Mazzola ci siamo allenati bene e eravamo pronti ad affrontare questa partita comunque difficile perché sapevamo che comunque c'era un campo difficile, una squadra forte e dai, una bella soddisfazione. Bravi anche chi è entrato dalla panchina, Treviso che può contare veramente su una rosa competitiva al massimo, sono entrati Garbu e Seno e hanno fatto gol. Sì, no, noi sappiamo le nostre qualità, la squadra è stata costruita per vincere, il campionato diciamo siamo un po' dietro, però fino all'ultimo, finché la matematica non ci condanna, cercheremo di fare il massimo e niente, veramente oggi ha vinto il gruppo, ha vinto il Treviso, ha vinto i tifosi che sono venuti qua e veramente una serata secondo me perfetta.